Un momento, per favore. Sono subito da lei. Non ho fretta. Che desidera? Dell'aspirina. Questa è una cittadina importante, vero? Abbastanza. Ecco lei, grazie.
mi lasci passare? Ti dissi per telefono che sarei venuto se non avessimo raggiunto un accordo. Ma vedo che tu vivi bene. Invece a me va tutto male. Ho avuto un incidente che mi ha alquanto trasformato, vero? Tu invece sei bella come sempre. Non sei cambiata affatto. Finiscila, che cosa vuoi? In questi 4 anni sono stato molto sfortunato. Ma poi ho pensato che a te avrebbe fatto piacere aiutarmi. Sta sicuro, Gert. Non ti aiuterò. Assolutamente. Non hai il diritto di chiedermi nulla. Tutto è finito. Oh. Scusa, non sapevo. Tornerò dopo. No, non te ne andare. Non ti presenterò questo individuo, perché ti ho già parlato di lui. Sì, sono stata la sua amante. Sono stata la sua amante prima di conoscere te. E ora vorrebbe ricattarmi, credendo che tu non lo sappia. Non aveva forse intenzione di parlare a mio marito? Adesso può farlo. Avanti. Le assicuro che non era questa la mia intenzione. E che mi trovo in una situazione difficile. Se ne vada immediatamente e non ci stia più a seccare. Fuori! Chi è quel tipo? Lo conobbi ad Algeri, quando facevo la ballerina. Era un uomo d'affari. Trafficava in armi. Io ero sola e... Beh, sai come succede in questi casi. E tuo marito ne è al corrente? E per quale ragione? Fu un episodio senza importanza. Ma c'è qualcosa di importante per te? Sì. Noi due. Mi potrebbe far accendere?
Qui è proibito fumare. Non me ne ero accorto. Scusi. Novità durante la mia assenza? Che novità vuoi che ci siano? Non ho ancora firmato il contratto con Gruber. Dovrò partire la settimana prossima. Ti dispiace? No, lo sai bene. Sì, lo so. Bevi qualcosa? No. Vuoi uscire? Che vogliamo fare? Lasciami pensare. Quello che si fa tutti i giorni. Possiamo annoiarci qui oppure annoiarci a casa del dottor Hernandez. Qualsiasi donna sarebbe più accessibile di te. Credi? Per me sarebbe più facile andare a letto con una sconosciuta che passare dalla mia stanza alla tua. Ma perché insisti? È una questione di comodità. Non dormivi bene e mi svegliavi, quindi... I tuoi amici ti aspettano al circolo. Non è necessario che tu mi faccia compagnia. Non sbattere la porta, per favore. Lasciami, questo no, lo sai. Andiamo già troppo oltre. Fino a quando ti divertirai a giocare con me? I patti sono patti. Credevo di essere stata chiara. Si tratta di mio fratello. Credi sia tanto semplice? E pensi che per me lo sia? Sono io che devo vivere vicino a John, devo sopportarlo ogni volta che si avvicina a me. Che orrore. Perché? È come se fossi io stesso. Ha la mia stessa pelle. Se io volessi, non riusciresti nemmeno a distinguerci. Ci riuscirei. In te c'è qualcosa di diverso, che mi attira. E perché l'hai sposato? L'ho conosciuto in un brutto momento. Ero senza lavoro ed ero stanca di girare. Lui tornava dagli Stati Uniti e voleva stabilirsi qui. Mi offriva un po' di sicurezza. E così mi decisi per il matrimonio. Quando troverai il coraggio per farlo? Lo troverò. Quando ho bisogno di te. Ti giuro che lo farò. Ma è un martirio continuare così. Denise. No. Così è me che farà impazzire. E sarebbe un'ironia. Non voglio diventare la tua amante. Io voglio tutto. Voglio andarmene da questo porco paese. Voglio vivere come prima.
Mentre invece se cedessi ti abitueresti a vedermi di nascosto e non ti decideresti ad attuare il nostro progetto. E se l'attuassi, l'unico premio saresti tu. Non è così? Una donna. Credi che sia un premio sufficiente? Sì. Una donna ha bisogno di un vero uomo al suo fianco, senza assurdi timori. Ma vedo che tu non sei sufficientemente uomo per me. Ti consiglio di non insistere. Pronto? Chi parla? Chi è al telefono? Le do 5 giorni per portarmi 200.000 pesetas. Mi troverà tutte le sere alle 11 vicino al traghetto. Le consiglio di non mancare. Come temevo, la tua bugia non è riuscita. Beh, pensavo che facendogli credere che eri mio marito sarebbe scomparso. Ma si è informato e pensa che tu e io... E così siamo caduti nelle mani di un ricattatore per niente. Mi fa piacere che sia accaduto. Così saremo costretti ad agire. Se quell'uomo parla con tuo fratello... E se lo paghiamo? Credi che se ne andrà? No, lo conosco bene. Ci rimane poco tempo, Peter. È tutto pronto, preparato accuratamente. Hai consultato libri di medicina, hai cercato la droga, ci mancava soltanto l'esca. Ma ora ce l'abbiamo. Te ne rendi conto? Alle volte mi fai paura. È l'unico modo. Lunedì dovrà andare a firmare con i laboratori Gruber. Sarà il momento. 5, 3. 3 bianchi, dottore. Passo. Questa volta sembra che hai fortuna. Beh, vediamo cosa succede ora. A te. Starò fuori 2 giorni, Peter. Non dimenticarti di spedire la richiesta di fosfati. E tu, Denise, vuoi qualcosa dalla città? No, niente, grazie. Il contratto con Gruber può favorirci. Te, forse. Non dimenticare che io non sono altro che un tuo impiegato. Non lagnarti, l'hai speso come hai voluto il tuo denaro. Volevo conoscere il mondo. E sei finito nel Vietnam con una pallottola in pancia. Questa notte ti chiamerò al telefono. Se hai da fare, non importa. No, di sera non ho da fare. Hai preso le pillole? Sì, Prendine una ogni 4 ore. sì. La farmacia è già chiusa. Tornerò prima dell'alba. Nessuno si accorgerà della mia assenza. Fallo stare sveglio. È importantissimo che non si addormenti. Non ti dimenticare, 1 centimetro preciso di Narcovenus. Non deve morire. Dobbiamo soltanto esaurirlo senza lasciarlo riposare. D'accordo.
Peter. Buona fortuna. No, fratello, no. Non devi morire. Non te lo concedo. Al ritorno dal fronte mi accogliesti nella tua casa. E fu la tua bella moglie a guidare i miei primi passi. Dovetti rassegnarmi a vivere nella tua ombra. Ero sempre stato la pecora nera, quello che aveva sperperato la propria parte di eredità. E perciò tornai a supplicare un impiego, e col sorriso sulle labbra. Forse avrai avuto qualche sospetto, John. Forse ci hai sorpreso qualche volta, Denise e me. E ora, malgrado tutto, benché tu non lo creda, mi dispiace. È forse per questo che hai preso le tue precauzioni nel testamento, vero? Affinché non ci venga un centesimo se tu muori. Ma ora, improvvisamente, tutto è giunto al suo limite. E in verità non morrai. Questa è la cosa importante, fratello. Vivrai per Denise e per me, mentre noi ci cureremo delle tue ricchezze. Sto per distruggere il tuo cervello, John, e non saprai mai cosa ti è successo. D'ora in poi vivrai in un mondo assurdo e sconosciuto che finirà per farti impazzire. Oh, guarda, ma lei è il mio amico John, come sta? Bene. Come mai non è venuto a trovarmi? Ero preoccupato. Spero che non avrà avuto un'altra crisi. No. Le consiglio prudenza. La sua malattia è come una bestia assopita, pronta a risvegliarsi. Si direbbe che gli ho fatto paura. Ciao, Annie. Ciao, a domani. Peter, mi stavi aspettando? Lei si sta sbagliando. Sbagliarmi? Ho visto il camioncino e pensavo che... Ah, scusi, lei senz'altro è suo fratello. Oh, lui è mio fratello, dipende dal punto di vista. Ma, Peter mi ha parlato di lei, ma non immaginavo mai che foste tanto simili. È... Incredibile. Sì, è curioso. Bene, buonanotte. Signorina, aspetti. Se lei è amica di Peter, dal momento che sta piovendo posso accompagnarla a casa, vuole? Bene, grazie.
Mi dica, lei è molto amica di mio fratello? Ora volti a destra. Come l'ha conosciuto? In un caffè abbiamo cominciato a scambiarci qualche parola e dopo lui mi invitò un giorno che ero libera. Io accettai. E niente altro? Si fermi lì, al numero 5. Bene. Una domanda. Vive solo? Sì. Allora, perché non mi invita a prendere un caffè? Come vuole. Soltanto per qualche minuto, però. Avanti, si accomodi. Mi scusi, sa. Ma sapesse come ci si sta anche a girare fra i tavoli per 8 ore. Vuol sentire un po' di musica? Rosy! Rosy! Non si stupisca. Quando batto su questa parete, un filo deve fare contatto e la luce va e viene a ogni colpo. Rosy! Metti il solito disco, per favore, capito? Suo fratello non le ha mai parlato di me? No. Strano. Quando viene in città viene sempre a trovarmi. Cosa la preoccupa? Niente. Cerca compagnia ma non vuole divertirsi. Suo fratello non è così. Com'è mio fratello? Dato che mi sembra che le interessi tanto, sappia che ci fu una possibilità fra noi due. Sentivo che potevo innamorarmi di lui, ma ci fu qualcosa che ci allontanò. Beh, allora potrebbe innamorarsi anche di me. Siamo uguali, no? Ma lei è già sposato e in ciò siete diversi. Non lo sono. Non mi parli di lei. È più di un anno che vivo come un fantasma. Non posso resistere più, non posso, capisce? Non posso! Suo fratello mi disse che lei aveva delle crisi. Non gliene starà avvenendo una ora, vero? Ma durerà ancora molto questo disco. Rosy, togli il disco! Cosa fa? Mi lasci! Non l'hai mai baciata, Peter? Mi lasci! No! No! Che differenza c'è tra mio fratello e me? No, mi lasci! Mi lasci! Perché mia moglie preferisce lui? Perché? Perché? Perché mi chiede queste cose? Mi lasci, la prego! Ma calmati, John, ti prego, calmati. Non posso avere anch'io quello che ha avuto Peter. Ah, sì, John, certo. Voglio gli stessi baci che ha avuto lui. Gli stessi, gli stessi. Non devi fare altro che prenderli. Sono qui per te ora. Denise, sono Peter. Va tutto bene? Perfettamente. Adesso gli faccio un'altra iniezione. È ancora sotto l'effetto della prima dose. No, non lo lascerò dormire, non ti preoccupare. Bene. Abbiamo messo in atto la prima parte. La ragazza non ha sospettato. Vado all'appuntamento, arrivederci.
fatto bene a venire. Chi è? Pensavo che il mio volto fosse indimenticabile. Ha portato il denaro? Quale denaro? Su, non cerchi di giocare con me. Le dissi che sono 200.000. Prima finiamo e meglio è. Va bene. Salga. È una cifra importante. Perché dovrei consegnargliela? Senta, ma che storia è questa? Lo sa benissimo. In ogni caso, me lo ripeta. Se ci tiene proprio. A lei interessa che suo fratello non venga a sapere una certa informazione che io conosco. Benissimo, questa informazione costa esattamente 200.000 pesetas. Perché mi ha portato fin qui? Stia attento. Mi piace conoscere il valore di ciò che pago. Se non volessi consegnarle il denaro, che cosa farebbe? Semplicemente direi a suo fratello che lei ha rapporti con Denise. E ha le prove? Sufficienti per convincere un marito. Mi sono fatto passare per Peter per conoscere la verità. Ma io sono suo fratello, il marito di Denise. No, lei sta mentendo. Ma cosa sta cercando lei? Beh, se non ha tutto il denaro, può darmene una parte. Lei non è il fratello. Non lo saprà mai. Ah sì? C'è qualche accordo fra lei e Denise. Io la conosco molto bene. Ma perché si fa passare per suo fratello? No. Non mi stupirebbe che tutti e tre cercassimo la stessa cosa, denaro. Se è così potremmo metterci d'accordo. Cosa ne pensa? Senza saperlo, lei arriva al momento giusto per aiutarmi. Fino a quando dovremo tenerlo sveglio? Fino a che la mente di John non abbia assimilato tutto quello che ha vissuto Peter. Non sei malato, John. Non sei malato. Sei stato nei laboratori Gruber per firmare. Sei stato in città, ti ha visto molta gente. Il dottor Durand, Annie, ci sono testimoni che potrebbero giurare di averti visto. Sei stato nell'appartamento di Annie, hai fatto l'amore con lei. Sei stato nell'appartamento di Annie, hai fatto l'amore con lei. Ricorderai punto per punto ciò che hai fatto. Voglio inciderlo nella tua memoria. Ogni frase, ogni immagine. Hai ammazzato un uomo, John. Hai ammazzato un uomo. Cosa la preoccupa?
Suo fratello non è così. Cosa la preoccupa? Cerca compagnia ma non vuole divertirsi. Cosa la preoccupa? Cosa la preoccupa? Suo fratello non è così. Cerca compagnia ma non vuole divertirsi. Cosa la preoccupa? Suo fratello non è così. Cerca compagnia ma non vuole divertirsi. Cosa la preoccupa? Suo fratello non è così. Cerca compagnia ma non vuole divertirsi. Cosa la preoccupa? Suo fratello non è così. Cosa la preoccupa? Cosa la preoccupa? Suo fratello non è così. Cerca compagnia ma non vuole divertirsi. Come? Come mio fratello? Com'è mio fratello? Com'è? Che differenza c'è fra lui e me? Risponda. Perché mia moglie preferisce lui? Perché? Comincia a imparare la lezione. No, lei sta mentendo. Cosa sta cercando? Se non ha tutto il denaro può darmene solo una parte. No, lei non è il fratello. Questo non lo saprà mai. Ah sì? C'è qualche accordo fra lei e Denise. Io la conosco molto bene. Ma perché si fa passare per suo fratello? Non mi stupirebbe che tutti e tre cercassimo la stessa cosa. Il denaro. Se è così, potremmo metterci d'accordo. Cosa ne pensa? Senza saperlo, lei arriva al momento giusto per aiutarmi. Questa scarica gli provocherà un attacco epilettico. E dopo?
Sarà incapace di distinguere il vero dal falso. La sua mente non potrà sopportarlo. E se potesse? Quando ero nel Vietnam, vidi dei prigionieri americani presi dai cinesi lottare dopo contro di noi. Gli avevano fatto il lavaggio del cervello. Ho usato la stessa tecnica. Forse sarebbe meglio morire. Per lui. Per noi no. La crisi si è risolta. Ora si riprenderà presto, come di solito. Un attacco epilettico è come un ammutinamento nell'organismo. Le funzioni rimangono alterate e qualche malato ha degli sdoppiamenti di personalità. Signora, è un male terribile. Per il malato e per coloro che gli stanno attorno. Grazie di tutto, dottore. Che cosa è successo? Che cosa ho? Hai avuto un altro attacco? Dove? In viaggio? No, qui. Non sei potuto partire. Non sono partito. Calmati. Sei stato 2 giorni in deliquio. È stato tutto un incubo. Tieni, bevi. È stato difficile per te questa volta? Per me è sempre la stessa cosa. Mi guardi come se fossi colpevole. Al principio non ti parlai della mia malattia perché temevo di perderti. Naturale. Che altro puoi rimproverarmi? Il nostro matrimonio mi ha deluso. Vivere in questo paese mi soffoca. Che cosa vuoi che possa fare qui una donna come me? Sei con me. La tua malattia mi terrorizza, John. Vivo continuamente nel timore che possa prenderti un nuovo attacco. Io sono giovane, non posso zitta! Per favore, non parlare così. Quasi normale. Sei tornato a vedere il dottor Durand, lo specialista che ti ho raccomandato? Poco fa l'ho incontrato in città, ma ho cercato di evitarlo. Quando? Mentre ero svenuto. Ah, no, Dimentica per sempre le tue allucinazioni, ti prego. È stato un incubo troppo grande. E poi l'uomo che ammazzai esiste. L'uomo che ammazzasti? E dov'è il cadavere? Ci dovrebbe essere un cadavere, no? L'ho nascosto nel camioncino. È ridicolo. Mi preoccupa molto di più la tua perdita di glucosio. Cosa penseresti se ciò che hai sospettato qualche volta, ciò che hai temuto che potesse succedere, si trasformasse a poco in realtà nel tuo cervello?
Direi solo che il tuo tasso di glucosio è minimo. La mancanza di glucosio si ripercuote nel cervello e quindi il malato si comporta in un modo strano. Ha degli incubi. Ora ciò che è importante è farti riposare. Ricordo ancora il suo volto terrorizzato quando gli sparai. Il camioncino è nel garage. Effettivamente c'è una coperta. Mi dispiace, ma non c'è nessun cadavere. Convinciti da te. Certe cose si leggono soltanto nei libri. Hai il sistema nervoso a pezzi, amico mio. Tu conosci una ragazza che si chiama Annie? Beh, io conosco molte ragazze, ma Annie credo di no. Fa la cameriera in un bar. Al principio mi scambiò per te. Al principio? Ancora il tuo incubo. Ma perché ti tormenti? Devi dimenticarlo. È come se avessi davanti a me i pezzi di un rompicapo e non potessi sistemarli. Io ricordo quella ragazza. Ogni parola che abbiamo detto. Il suo appartamento. Era bella? Sì, era bella e affettuosa. Oh, almeno nella tua storia c'è qualcosa di gradevole. Denise potrebbe esserne gelosa. Veramente non conosci quella donna? Chi è? Non lo so. Non lo so. Forse non l'ho vista mai. Oppure l'avrò vista qualche volta. Cosa volete che vi dica? Non so niente. Qualcuno mi ha messo questa fotografia in tasca. Ti innervosisci troppo, John. Ecco qua. Sarà meglio che tu prenda un calmante. No. Prendilo. No! La insulina diminuisce il glucosio. Lo sapevi? Naturalmente. E allora? Non abbiamo mai comprato tante fiale di insulina. Perché?
Ci accusa di avergli iniettato dell'insulina. È divertente. Può darsi, ma io non sono di buon umore. Sarà meglio che vi lasci. Se tu ci avessi conosciuti tutti e due insieme, mi domando chi avresti preferito. A volte me lo domando anch'io. Mi assicurò che aveva le prove, diceva che eravate amanti. Chi? L'uomo che ho ammazzato. Sei pazzo. Quando Peter fu ferito e venne a vivere con noi, avevo paura di lui. Andavate sempre così d'accordo. Ti faceva ridere. Erano le uniche occasioni per ridere. Mi sentii geloso. Naturale da parte tua. Per questo facesti un testamento così umiliante. L'idea mi ossessionava. Escogitai di farmi passare per lui e tentare di conquistarti, capisci? Ma ebbi paura, pensando che se fossi riuscito... E se anche tuo fratello avesse tentato la stessa cosa? Se avesse finto di essere te e io vi avessi scambiati? Sta zitta! Nemmeno io sono sicura. Soltanto lui può esserlo. Non è divertente? Sta zitta! Per favore. Denise, per favore. Aiutami. Mi sento perduto. Ho paura. Ho paura. A quest'ora Parigi è una cascata di luci. Là tutto è ricco, vivo, intenso. Capisci? Non lo squallore e la monotonia che scandiscono le ore in questo povero paese. Sono 10 anni che manco ormai da Parigi. E ora ci tornerò con te. Potremmo essere felici dopo quello che abbiamo fatto. Ci riusciremo, vedrai. Johnny e io siamo nati insieme. E credevamo di morire insieme. Come se l'uno senza l'altro non potesse esistere. Ma cosa stai dicendo? Non lo ammazzeremo? No. Continuerà a vivere affinché noi si possa andare insieme a Parigi. In ogni caso io non posso aver pietà per lui. Lui l'ha forse avuta per noi? Ha sistemato le cose in modo da tenerci legati a lui, da farci dipendere sempre dalla sua volontà. Penso che in fondo ci mancherà. Era un uomo alto, con una cicatrice su una guancia. Ricordo che gli sparai. Lo ricordo. E dopo lo trascinai e gli buttai sopra una coperta.
Deve esserci. Deve esserci. Se lo trovo sarò un assassino. Altrimenti un pazzo. Ricordo che la portava nel cappello. La fotografia della ragazza, la rivoltella. E adesso la penna. Sono cose reali. E cosa provano? Che ho ammazzato quell'uomo. Che tutto è successo veramente. Hai parecchi testimoni che ti videro malato in quei 2 giorni. Allora cosa pensi? Che io menta per divertirmi? Credi che stia impazzendo? Rispondi. Sto diventando pazzo. Lasciami. Oh, scusami. Vorrei aiutarti, ma non me lo permetti. Non so. Mi sta scoppiando la testa, non posso ragionare. Ma che mi sta succedendo? Dovresti andare da un neurologo. Tu credi? Telefono io stesso al dottor Durand. No, per favore. Aspettiamo ancora un giorno. C'è qualcosa di molto importante che devo fare assolutamente. Joe, ti consiglio di non impedirmelo. Ha sentito? Perché non mi ha detto prima che era in questo stato? Pensavo che sarebbe stato un male passeggero. Non volevo credere che... Ma ora ho tanta paura. Parlerò con il dottor Durand. Potrebbe farlo anche lei, signora, se avesse occasione di andare in città. Signora, ho paura che dovrà ricoverarlo. Pronto? Chi è? Che cosa vuole? Credeva di sbarazzarsi tanto facilmente di me? Ma chi è lei? Aspetterò fino a questa notte. Ho bisogno delle 200.000. Sarò nel nuovo hotel. Aspetti, un momento. E il signor Muller ha lasciato questo nel caso lei fosse venuto. E lui dov'è?
Doveva procurarsi certi documenti, credo sia andato in un'agenzia. Lei sa dov'è questa agenzia? In fondo alla strada, ce n'è una, provi lì. Sì, è lui. E quando è andato via? È uscito un momento fa, è strano che non l'abbia visto. Ha fatto caso se aveva una cicatrice sulla faccia? Sì, infatti. Aveva fretta di vendere un'automobile e ha prenotato un posto per Montevideo. Se vuole vederlo prima che parta, il suo indirizzo è San Matteo numero 5. San Matteo? Sì, numero 5. Grazie. Salve. Un'altra volta qui. Già te ne vai. Devo ammettere che non sei poi tanto male. Come l'altra volta? Più o meno. E se adesso ti dicessi che l'altra volta invece non ero io? Sì che eri tu. Menti! Io ero malato quel giorno. Non potevo essere io. Come mai conosci Gert Müller? Non lo conosco. Ma abita qui. Si sono messi tutti d'accordo per distruggermi. Ma io non sono pazzo. Ancora no! Adesso mi dirai tutto. Forse io ho già commesso un delitto e non me ne importa commetterne un altro. Io non sono mai stato qui. Non ci sono stato e non ti conoscevo. Vero? Io non so niente, non so niente. Mi conoscevi? Rispondi, parla. Cosa vuoi? Lasciami stare! Io non capisco. Non chiedermi niente. Voglio che tu mi dica se sono già stato qui o no. Rispondi! Rispondimi, ho detto. Mi fai paura. Non capisco più niente. Voglio solo sapere, per me. Non temere. Rispondimi! Teneva in tasca una sua ricetta, dottore, per questo l'abbiamo chiamata. È un mio vecchio paziente. Stava venendo qui quando ha perso i sensi. Soffre di epilessia. Guardi le sue pupille. Da qualche tempo si è dato alla droga. I suoi documenti sono in regola, signor commissario. Si sente meglio? Un po' d'acqua, per favore. Cosa le è successo? Venivo a costituirmi. Ho ammazzato una donna. È qui? Sì. Dice di aver ammazzato 2 persone. Dov'è l'altro cadavere? Non lo so. Lo ha nascosto in qualche parte? Lo ha fatto sparire? Non lo so, non lo so. L'ho lasciata qui. Mi sembra tutto in ordine. È sicuro di quello che ci ha raccontato? Ah, sì, lei picchiò la parete e si spense la luce. Eppure succedeva sempre così. Le assicuro che succedeva sempre così, sempre. Lei crede che ci siano questi cadaveri o no? Per lui ci sono. La fortissima pressione a cui è sottoposto il suo sistema neurocerebrale gli ha prodotto ciò che in medicina chiamiamo una inibizione ultraparadossale. Troppo complicato. Cosa dobbiamo fare? Ricoverarlo. Sarebbe capace di ammazzare per dimostrarci che ha ragione. È in uno stato di inerzia patologica
e potrebbe diventare pericoloso. D'accordo, dottore, può prendere la jeep. Io farò le solite indagini e attenderò il suo referto. Mi accompagna, John? Dove mi porta? Alla mia clinica, voglio visitarla. Dottore, è possibile provocare un attacco di epilessia? Tutti siamo epilettici in potenza. E si può provocare senza che il malato se ne renda conto, premeditatamente? Sì, è possibile. Sì, certo. John, cosa fa? Non le faremo del male! Si fermi! Si fermi! Hai avuto fortuna. Porti il denaro? A un morto non occorre denaro. Vuoi ammazzarmi un'altra volta? Non costringermi a sparare. Ho scoperto tutto.
Bel vestito per un funerale. Oh, mio Dio, parla, che è successo? Ormai è tutto finito, Denise. È morto. Morto? Ma noi non volevamo che morisse. Ha visto la motocicletta. Ha capito tutto e mi ha aggredito. Eravamo in un vagone. L'ho colpito ed è caduto mentre sopraggiungeva un altro treno. Oh, che cosa facciamo adesso? Ci sarà un'inchiesta. E con questo? Non dobbiamo preoccuparci. John era pazzo, possiamo dimostrarlo. Possiamo addirittura accusarlo di aver ammazzato Gert Muller. Ad ogni modo, penso che nessuno supponga che Gert è stato il tuo amante, non è vero? Chi potrebbe sospettarlo dopo tanti anni? Non ci ha reso un buon servizio. John imparò a memoria come aveva ucciso un uomo a 40 chilometri di distanza. Ma tutto è stato inutile. Ormai non potremo amministrare le sue ricchezze. Eseguiranno gli ordini del suo testamento. E lui riderà di noi dall'inferno. Perché lo fermi? Mi piace questa musica. Ma sveglierai tutti, sta calmo. Senti, Peter, in ogni caso a me spetta un po' di denaro e allora ce ne andremo di qui. Dimenticheremo questa orribile faccenda, vedrai. Credi che potremo? Non bere più. Non si ammazza un fratello ogni giorno. È un buon pretesto. Mi fai male. Ho distrutto mio fratello per te, per il diritto di averti quando ne ho voglia. Voglio sapere se ne valeva la pena. È quasi l'alba. Fra poco verranno ad interrogarci. Io ho paura, Peter. Calmati. È da tempo che John era malato. Era evidente per tutti. L'abbiamo drogato mesi e mesi per indebolirlo. Inoltre non ci sono prove. Un piano astuto. Come desidero che finisca tutto. Potrà mai finire per noi? Tu credi che vivremo felici il resto dei nostri giorni? C'è qualcosa a cui non hai pensato. Cose? Dovremo stare faccia a faccia e ognuno saprà com'è ripugnante l'altro. Pensi che potremo sopportarlo? Oh, sei assurdo.
E smettila di bere. Io bevo quanto voglio. Che altro potrei fare? Mi hai fatto felice per qualche minuto. E ora ho un giorno intero per odiarti. Sei ubriaco. Hai voluto tutto, me e il denaro. Potrei ammazzarti con facilità, ma sarebbe troppo comodo per te. Insieme soffriremo di più, te lo prometto. E il giorno in cui sarò ancora più disperato, ti ammazzerò. Ma sei impazzito? La polizia sta arrivando. Non ti devono vedere così. Sei fuori di te. Tu stesso ti scopriresti. Non lo capisci? John! Sei tu. Sì. Sì, sono io, tuo marito. Quando mi disse per telefono che era in città con John mentre io stavo visitandolo qui, capii che c'era qualcosa di strano, che non mentiva, che non tutte erano allucinazioni. Sospetta di che possa essere il cadavere? Sì, è dell'uomo che John credeva di avere ucciso. Un fatto incredibile. Ma John è stato trovato morto nella stazione. Il fratello e la vedova dovranno rispondere a parecchie domande. Andiamo. Per la prima volta ti ho tenuto fra le braccia come una donna innamorata ed eri con me. Sei stato tu. L'hai ammazzato tu. Sei pazzo, lasciami. Aiuto! Nella stazione gli strappai la maschera e fu lui che cadde. Perché non m'hai amato un po'? Questa notte l'hai fatto senza accorgertene. Tutto sarebbe stato tuo, mentre ora devo ammazzarti. No! Devo farlo, Denise. Ti amo. Ma devo ammazzarti. Avremmo potuto essere tanto felici. Perché non m'hai amato? Perché non m'hai amato? Denise. Aprite! Aprite, polizia! Apri! Ti ho detto di aprire! Andiamo, aprite!